Vediamo un po', andiamo a cercare meglio. Giacomo, senti, cosa ne pensi del riscaldamento globale? È un problema. Cioè, nel senso, no, aspetta, fammi dire la premessa. Nel senso che col riscaldamento globale si risparmia, c'è caldo e quindi non c'è bisogno dei riscaldamenti, è sempre estate, cioè non è una cosa positiva? No, è una cosa negativa. Ma come negativa? Sta cambiando il clima in tutto il mondo e molte città, molte nazioni non potranno più produrre, l'agricoltura non può produrre perché gli mancherà l'acqua, si dovranno trasferire. Quello che fanno il sud del mondo già si sta trasferendo verso da noi, sei contrario andremo al riscaldamento? tutti, sono contrario. Sei contrario al riscaldamento globale, io invece sono favorevole, mi dispiace. Ora, aspetta, cosa ne pensi del riscaldamento globale? È una cosa, il fatto che il riscaldamento globale, no? Poi non c'è più bisogno di riscaldamenti, gas, ne consumiamo di meno. Così importante. È una cosa positiva. Certo. Sei d'accordo, sei favorevole? Assolutamente sì. Ma quindi Io sono sempre d'accordo con te. se sali tu lo Non sono proponi. candidato io. Vabbè, quando sarà Queste sono le primarie. lo proponi il riscaldamento globale? Assolutamente sì. E allora ti voto. Va bene, grazie. Vediamo chi c'è di persone importanti. No, c'è Arancio quello che si vota, no quello che si mangia. C'è l'Arancio quello che si vota che non quando viene a me niente, vabbè, lasciamo perdere. C'è Carlo ma non si vuole fare riprendere. Non si vuole fare riprendere. Dai Vincenzo, vieni, tanto la domanda è generica. Siamo su una piazza pubblica, Bravo, su una via bravo, pubblica, quindi peraltro ci sono un sacco di amici, quindi è un piacere per noi salutare. E poi le primarie sono sempre una festa della democrazia, quindi certo. osservare anche l'affluenza. Esatto, sì, per vedere bisogna studiare anche le mosse degli avversari. Allora, devi conoscere. Ma ci sono dubbi, quindi io quando leggo i giornali, quelli nazionali leggo il Corriere della Sera, che diciamo che è un po' più di centro-sinistra, perché leggendolo, la Repubblica che è proprio comunista, il Fatto Quotidiano che è Movimento 5 Stelle e poi TGcom24 che è Berlusconi, il giornale è Berlusconi al quadrato. Poi la stampa, li leggo tu perché bisogna leggere. Bisogna capire, invece ci sono persone che di troglodite, che tipo ad esempio c'è un comizio dei comunisti oppure viceversa che dite che fa, me ne vai dei comunisti, me ne vai dei fascisti, invece bisogna andare pure lì. Ascoltare anche le mosse. Certo, io ho visto Bonaccini che a porta ha dichiarato: la prima cosa che farò da segretario del PD andrò da Giorgia Meloni a rappresentare la mia idea di paese, e quindi in democrazia un segretario di un partito, se sarà eletto chiaramente, sarà eletto. Non sappiamo chi sarà eletto. Chiaramente va dal capo dell'opposizione. Dato che sei disponibile, la mia domanda di oggi non è questa, è il riscaldamento globale, sei favorevole o no al riscaldamento globale? Che così non c'è bisogno di riscaldamenti da gas, c'è ma completamente il riscaldamento globale si sta comportando sconvolgimento. Come? È una cosa positiva. No, ma quando mai? Quando mai? Qua parliamo che ci sono delle coltivazioni che prima andavano in fioritura a marzo, ora vanno in fioritura a fine gennaio, perché se ci facciamo caso, negli ultimi 2 anni il Natale è stato non caldo, caldissimo, e quindi ha stravolto anche il ciclo della vegetazione, perché dobbiamo stare attenti, perché viviamo in viviamo in un mondo dove c'è un ecosistema che è garantito anche dai cicli climatici. Certo, perché sennò poi assolutamente assolutamente. Io sono per la riduzione delle emissioni in atmosfera e chiaramente abbiamo fatto tanto danno. Ma appunto, se c'è il riscaldamento globale, no, assolutamente. Se riscalda emetti meno atmosfera. No, un attimo, emissioni, sto parlando di significa meno industria ecologica, compatibile, e dopodiché da uno studio fatto ultimamente, ho letto qualcosa, che il buco dell'ozono piano piano si sta chiudendo. Ciò significa che gli umani, che tanto danno abbiamo fatto all'universo, vuol dire che qualcosa di buono le stanno iniziando. Hanno capito che bisogna curare anche l'ambiente. L'ambiente va curato. Vabbè, vedremo se Fava è d'accordo. Vedremo se Fava ha fatto. Dottore Fava, mi hanno intimato a venire a romperci una parola pesante. No, lui mi ha intimato, ma disse già, mi ha consigliato. No, ma disse saccio una sta, mi ha intimato.
Vai. Io ti seguo, ti voglio bene, non mi fare polpette. No, tranquillo, niente polpette. Qua stiamo parlando del riscaldamento globale. Sei favorevole o no? Il Riscaldamento globale? non è no, meglio. io sono contro il riscaldamento globale. Ma come? C'è un sole, c'è. Ah, no, non è meglio. quello naturale che serve ed è funzionale alla felicità della collettività, sì, ma quello che deve fare danni no. Allora sei contrario al riscaldamento Al riscaldamento globale sono contrario, sì. Era meglio che non dervisava. Va bene ragazzi, se a voi la linea studio mi faccio il selfie finale con Jerry senza inguettarlo. Ciao Jerry, a voi la linea studio.